Salve ragazzi, oggi vorrei parlarvi di un movimento artistico molto interessante che ha operato diciamo dalla fine della seconda guerra mondiale fino ai primissimi anni 60 dal nome Art Brut in francese, Art Brut diremmo noi in Italia. Si tratta di un movimento molto interessante secondo me dal punto di vista teorico, tant'è vero che il suo principale esponente, l'artista che è maggiormente conosciuto di questo gruppo, cioè Jean Dubuffet, è innanzitutto un teorico, diciamo un capo del movimento e poi anche naturalmente un artista. Naturalmente l'Art Brut non si ferma al solo Dubuffet, ma si deve a lui la teorizzazione del movimento e anche in un certo senso il successo di questa corrente che appunto attraversa soprattutto la Parigi degli anni 50 fino ad arrivare ai primissimi anni 60. Altri artisti poi si rifaranno a questo movimento, basti pensare per esempio ad Antonio Saura e poi tanti altri. Ancora oggi ci sono molti artisti che si rifanno o direttamente al movimento dal punto di vista solo nominale, o che comunque risentono fortemente di questa esperienza importante della metà del secolo scorso. A parte Dubuffet, altri artisti all'epoca seguirono questa scia, questa diciamo scuola di pensiero, questa visione dell'arte che sostanzialmente voleva un ritorno alle origini dell'espressione attraverso masse di colore estremamente materiche, attraverso un segno gestuale, ma soprattutto potremmo dire un gesto che veramente è quasi a metà tra pittura e scultura, cioè più che dipingere questi artisti finivano per mettere massa su massa, c'è un mettere diciamo così massa che più che vicino alla normale pratica pittorica è invece molto più simile alla tradizionale diciamo così pratica scultorea. Tanto è vero che gli spessori delle pitture di Dubuffet e di altri artisti dell'informale, ad esempio Asger Jorn, sono così elevati che diciamo poco hanno a che fare con la pittura, molto di più con la scultura. In questa potremmo dire ipertrofia della materia pittorica, questi artisti, e non solo in questo, volevano ritornare appunto a un'espressione originaria dell'arte, un'espressione originaria del talento. Da lì il grande interesse appunto teorico di Jean Dubuffet per l'arte africana, per l'arte dei popoli cosiddetti primitivi e soprattutto per l'arte dei folli, a cui magari un giorno dedicheremo un video perché lo ritengo insomma interessante. Quindi per tutti questi motivi certamente l'Art Brut è assolutamente un periodo della storia dell'arte da studiare, da riscoprire, assieme a un altro, a parte Dubuffet e gli altri artisti citati, un gruppo molto interessante di artisti vicini all'Art Brut è stato il gruppo cosiddetto Cobra. Quindi tutto ciò andrebbe rivisto e sicuramente in un altro appuntamento approfondiremo questo aspetto. Quindi vi saluto, ci vedremo in un nuovo appuntamento sempre all'insegna della storia dell'arte e ricordatevi che chi ama l'arte ama una parte di se stesso.